Bilancio di fine anno positivo, quello tracciato stamani dal questore di Agrigento Rosa Maria Iraci. Il trend dei delitti della divisione anticrimine della questura di Agrigento è in netta diminuzione. Da 11.413 verificatesi nel 2019 sono scesi a 9.606 al 20 dicembre di quest'anno, con un decremento pari al 15,83%. Il dato più alto è quello relativo ai danneggiamenti seguiti da incendio, con un aumento del 50% circa. Il questore ha anche avuto parole di conforto e sostegno verso la famiglia, che ha perso per un incidente il collega agrigentino Sergio Di Loreto. Sì, è un bilancio positivo, ci premia nel lavoro svolto, è un lavoro molto faticoso e intenso che quotidianamente i nostri uomini e le nostre donne della Polizia di Stato effettuano sul territorio. I dati sono tutti in calo, è molto più in calo rispetto al 2020, in cui il calo poteva essere anche spiegato dai 3 mesi, 4 mesi di lockdown totale. Quest'anno invece il lockdown totale non c'è stato, i dati sono stati ancora più in calo rispetto a quelli del 2020. Evidentemente il sistema sicurezza ha funzionato, il sistema di controllo del territorio è stato efficace, ha determinato una maggiore sicurezza della popolazione, con il trend dei reati, come abbiamo già detto, in calo rispetto agli anni passati. Sull'immigrazione il dato è in aumento, ecco, sul lavoro che voi fate relativamente appunto ai trasferimenti, a tutto ciò che è necessario in tal senso. La questura ha fatto degli sforzi quotidiani enormi, anche con 500 persone aggregate da altre questure d'Italia e dai reparti mobili della penisola. È stata un'attività costante di monitoraggio dei 35.600 stranieri sbarcati fino al giorno 20 dicembre. È un dato quasi raddoppiato rispetto a quello dell'anno scorso, con trasferimenti da Agrigento e Porto Empedocle nei confronti di tutta l'Italia, sia nord che est che ovest. Sono stati trasferimenti quasi quotidiani messi in atto dalle nostre forze sul territorio. Il sistema sicurezza anche in questo caso ha funzionato, non ci sono state fughe, non ci sono stati pericoli per l'ordine pubblico, è stato soltanto uno sforzo organizzativo e di pianificazione dei servizi, con gli accompagnamenti ai CPR, ai CAS, alle sedi di vigilanza in tutta l'Italia. È stato un anno difficile anche per voi come istituzione questura. Qual è l'auspicio per il 2022? L'auspicio del 2022 è intanto la salute, ecco, cercare di uscire intanto dalla pandemia che come sappiamo ha creato grossissimi problemi alla collettività e tanti lutti. Quindi auspichiamo che il sistema sicurezza funzioni sempre di più, che si vada avanti nel migliorare quelli che sono tutti i nostri servizi, uscendo da un periodo così buio come quello che ha caratterizzato il 2020 e il 2021. Lei ha speso anche una parola di conforto per il lutto che la questura ha dovuto purtroppo sostenere a causa dell'incidente che si è svolto. Sì, ci siamo stretti attorno al dolore della famiglia per la perdita del povero Sergio Di Loreto. Chiaramente è stato un Natale molto triste e una chiusura d'anno altrettanto, perché non ci dimentichiamo della personalità del collega. Purtroppo è stato un doloroso lutto che ha colpito tutta la questura e tutta la Polizia d'Italia.